Eccoci qui in mezzo alle Vespe, perché settima edizione quest'oggi qui a San Pietro di Feletto, organizzata dalla Proloco con la collaborazione del Vespa Club Conegliano. Allora Agostino, tutto pronto? Siamo prontissimi e carichi, dopo 2 anni di stop noi non vedevamo l'ora di organizzare questo raduno. Questo è un raduno per noi sempre in crescita perché siamo partiti da 100 iscritti e prima del Covid siamo arrivati a più di 200 iscritti. Oggi per questioni di giustamente burocrazia, Covid, abbiamo dovuto limitare il numero. Però siamo davvero felici perché abbiamo riaperto finalmente una stagione, in maniera limitata, però abbiamo riaperto la stagione. La nostra voglia è sempre quella di crescere, di far divertire la gente, soprattutto di far vedere il nostro territorio agli ospiti. Abbiamo diversi club sia della zona che fuori zona, abbiamo un Vespa Club da Fiumicino, da Lecco, arrivano da Milano, da Fiesole e tanti Vespa Club qua attorno. E percorreremo le colline del Prosecco, faremo una tappa a Borgo Antico che è una cantina immersa proprio nel verde. Sono 70 km, avete suggerito di fare il pieno? Sì, sono 70 km, abbiamo suggerito di fare il pieno perché comunque se qualcuno si perde è un casino. Però qualcuno ti ha già risposto che il pieno non gli basterà, esattamente. No? Aspetta, andiamo Vanni, che percorso sarà? È un percorso collinare nelle nostre colline, come diceva prima Agostino, percorso panoramico in maniera di far vedere il nostro territorio a chi viene da fuori, perché ci sono i fedelissimi della manifestazione che arrivano, oggi c'è il Vespa Club Lecco che penso sia uno dei Vespa Club più distanti che arriva alla manifestazione, quindi è anche giusto far vedere le colline, il nostro territorio, quindi il giro è prettamente improntato su quella particolarità che il nostro territorio è in grado di regalarci e di darci, insomma, ecco. Ma cosa vuol dire essere vespista? Non ha parole, cioè l'abbiamo nel sangue, ma soprattutto è l'armonia in cui ci troviamo in questi giorni, ma in qualsiasi manifestazione. Quando nominiamo Vespa nominiamo festa, aggregazione e poi il nostro panorama che ci avvolge tutti. In pratica è un abbraccio con tutta l'Italia e il nostro panorama per i nostri giri favolosi in qualsiasi luogo noi possiamo andare. Non so se posso considerarmi un vespista perché io non ce l'avevo, però era sempre quello che stava dietro, quindi posso come ci si può considerare? Puoi considerare vespista se ti piace la Vespa, ma se ti piace lo spirito vespistico soprattutto. L'amicizia e stare insieme, la gioia di stare insieme, di condividere una passione per le due ruote e anche per assaporare il territorio, che è importante, insomma. Quindi... E allora, siamo pronti a partire? Siamo prontissimi. Io volevo ringraziare Arcangelo che ogni anno da 7 anni ci ospita nella sua sagra. Quest'anno non possiamo gustare i suoi piatti, però ci rifaremo il prossimo anno comunque. E poi c'è Giuliano che è il nostro presidente che è timido, che non si fa vedere, è molto timido, però ringrazia, vi saluta e vi abbraccia a tutti. Bene, grazie. E allora siamo in mezzo alla natura, un posto bellissimo, siamo da Borgo Antico, Conegliano, Valdobbiadene ed OCG, insomma ci siamo, le nostre colline dell'UNESCO e questo panorama premia tutto. Certo. Sì, questo è uno scorcio tra le colline tra Conegliano e Valdobbiadene che ha tutta una sua impressione, tutto un suo territorio e un suo fondo di terreno. Ci sono delle caratteristiche che la distinguono bene e qui i ragazzi verranno ad assaggiare, quelli del Vespa Club, proprio le nostre peculiarità, quindi il Conegliano Valdobbiadene nella versione Brut, nella versione Extra Dry, per cogliere direttamente all'interno del calice e con il naso respirare quello che è il nostro territorio. Direi che non ci manca niente adesso, insomma. Io direi proprio di no.
Adesso si tratta solo di valorizzare, di far conoscere il nostro territorio alle persone che vengono da fuori. Stanno cominciando ad arrivare a riscendere di nuovo gli stranieri, quindi i tedeschi, gli austriaci, che sono i primi perché sono i nostri dirimpettai, per cui questo ci fa ben sperare. Ieri c'è stata una bella comitiva, quindi vuol dire che hanno voglia di conoscere e di capire il nostro territorio, il Conegliano Valdobbiadene, e questo patrimonio UNESCO comincia a entrare dentro nella memoria di tanti, quindi nella curiosità di tanti.